Andiamo al secondo posto, al vincitore del secondo posto della narrativa edita, e chiamerei qui a premiare il vincitore un altro dei nostri sponsor, Maurizio Beccaro, Private Banker per Fideuram. Prego Maurizio. Dobbiamo fare il giro di qua perché davanti non so se ci si passa. I primi della serata sono incappati nei regimi dei nostri ragazzi che volutamente ho messo qua giù a dedicare il loro spazio. Allora, Maurizio è uno dei nostri sponsor e quest'anno è nuovo come sponsor, e cercavo il microfono, che eccolo qua, è rimasto qui perché volevo farti dire due parole, Maurizio. Naturalmente. Grazie, buonasera a tutti. Da là si vede bene, da qua non si vede niente, quindi ok. Allora, è come se non ci fosse. Esatto. È buio totale. Perfetto. Allora, io sono innanzitutto orgoglioso di rappresentare tutti i colleghi di Fideuram di Castelfranco Veneto, e naturalmente quando conosco bene Alessandro, quando mi ha proposto di sponsorizzare questa manifestazione, ho accettato ben volentieri e ho coinvolto naturalmente tutta la struttura. Noi siamo presenti nel territorio dagli anni 80 e gestiamo il patrimonio delle famiglie. E la cosa più importante, penso che questa manifestazione abbia seguito, quindi mi auguro anche da parte nostra che ci sia una continuità nel sponsorizzare il tutto, insomma, perché merita, è una serata fantastica, e come l'anno scorso quando mi ha invitato, che come ti dicevo ero un po' scettico, però insomma naturalmente mi sono ricreduto, e complimenti a tutti. Mi fa molto piacere, sono onorato, grazie mille. Grazie a voi. Adesso, caro Maurizio, andiamo a premiare subito con la nostra Francesca che ci porta la busta. Andiamo, se vuoi ti tengo il microfono, sì, grazie. così ti aiuto un po', naturalmente vi coccolo, come dicevo, anche gli occhiali. Lo scrivete sempre più piccolo, io non ci vedo. Guarda io come mi scrivo i miei copioni. Allora, il secondo classificato della categoria narrativa edita è... Grazie. Allora, con Alice non lo sa, Carmen la terza. Oh, bene. Consegno il premio Maurizio Beccaro, complimenti Carmen, complimenti davvero, buonasera, benvenuta. Mettiamola qui in mezzo a noi anche Carmen, prego. Allora, credo che Maurizio abbia naturalmente un domandino di rito. Vero, no? Strano. Allora, parlare di certi argomenti difficili dal punto di vista di una bambina non è certo facile. Come ci sei riuscita? Alice è una bambina di 6 anni, è sempre allegra e vorrebbe anche che tutti intorno a lei fossero felici. E invece si accorge che non sempre è così, perché gli adulti hanno preoccupazioni, hanno problemi, hanno pensieri. Gli adulti vorrebbero nascondere queste preoccupazioni alla bambina, e invece lei vede anche quello che gli adulti tentano di nascondere. Ci sono riuscita perché ho dei nipoti piccoli, li ho osservati e ho visto come loro osservano noi. E quindi mi sono accorta che i bambini vedono quello che noi non vediamo più, hanno uno sguardo su di noi, sulla realtà, per fortuna ancora puro, spontaneo, e forse di questo dovremmo imparare da loro. Molto bene. E allora adesso la nostra editrice Maria Cristina, che invito già ad accomodarsi in palco, noi ci accomodiamo invece indietro perché andiamo ad ascoltare un brano tratto dal libro di Carmen la terza intitolato Alice non lo sa. Mamma, guarda! Alice le corse incontro saltellando, mentre Roberta spingeva con la schiena la porta di casa. Si affacciava con le mani cariche di borse della spesa. Mamma, guarda, ripeté Alice, questo dente dondola, me lo tiri? Alice seguì la madre fino in cucina, mostrando il suo incisivo superiore che dondolava vistosamente. Alice, ti prego, disse Roberta, non vedi che ho da fare? Vai fuori in macchina e portami dentro la borsetta, per favore. L'ho lasciata sul sedile.
Continuando a saltellare, Alice uscì sul vialetto di casa e prese dall'auto ancora aperta la borsetta della madre. Ecco, disse rientrando in casa, adesso me lo tiri, dai, tirami il dente, così stanotte passa il topolino. Roberta si girò di scatto a guardare la figlia. E chi te l'ha detta questa storia del topolino? Me l'ha detta Marianna. A lei sono già caduti tutti e due i denti di sopra. Incisivi. Si chiamano incisivi. Grazie Maria Cristina, grazie ancora a Carmen che salutiamo.